Oggi giornata internazionale contro l'omofobia, ancora troppo spesso fonte di discriminazioni e di violenza. Laura Corsi. 17 maggio 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancella l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali ed è proprio il 17 maggio la data scelta dall'Unione Europea per celebrare ogni anno la giornata internazionale contro l'omofobia. Un'occasione per sensibilizzare e combattere i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze che gay, lesbiche e transessuali ancora oggi troppo spesso subiscono. Secondo i dati del numero verde Gay Helpline, in Italia gli episodi di omofobia sono in aumento con oltre 50 vittime al giorno. E solo 1 su 40 pensa sia utile denunciare. Certo è che di passi in avanti, soprattutto in temi di diritti, ne sono stati fatti, ma restano ancora tanti, troppi casi di offese, aggressioni e ricatti. L'omofobia non ha solo il volto degli sconosciuti, ma anche quello di chi dovrebbe proteggerti, accudirti, amarti. Sono più di 400 i casi di maltrattamenti in famiglia da parte di genitori che non accettano l'omosessualità dei figli, arrivando perfino a segregarli in casa. Altro dato allarmante, l'età degli aggressori sono sempre più giovani, in alcuni casi addirittura minorenni. È anche per questo che in molte scuole sono in programma iniziative su temi legati ai diritti umani e alla lotta alle discriminazioni per promuovere fin da piccoli la cultura del rispetto.